In Valstagna il Brenta è sovrano. Un corso d'acqua giocherellone che con le sue morbide rapide fa divertire anche chi sta a malapena a galla. E potevamo, io e Roberto, non provare l'ebbrezza del rafting? Qui ci si muove in bici o in canoa. Sono tutti abitanti del fiume. Io sono originario di Vastagna, i miei genitori sono entrambi di Vastagna, nati e vissuti a Vastagna. Io avevo degli amici e ho iniziato così per gioco e poi è diventata una grande passione che mi ha portato per tutta la mia vita fino ad oggi. Il rafting non è un'attività assolutamente estrema, anzi è il miglior mezzo per avvicinarsi al fiume in sicurezza, perché è una bolla d'aria costruita appositamente, lo hanno inventato gli americani dalle zattere dei Marines e circa 60 anni fa, ed è proprio un modo di scendere all'ambiente fluviale in maniera proprio sicura. La prima cosa che ti chiede una persona che vorrebbe o che pensa di avvicinarsi o che glielo proponi di avvicinarsi a canoa, o i genitori che portano vina, e se casco cosa succede? Non succede niente, si caccia e vai in acqua come quando vai in piscina, insomma. Solo che in questo caso abbiamo un vantaggio, che abbiamo delle attrezzature che ci proteggono dalla temperatura, che sono le mute, le giacche d'acqua, il salvagente per il galleggiamento e il caschetto per eventuali urti, ma non sui sassi ma per la pagaia che ci tiriamo in testa normalmente. Dobbiamo pensare che qui sul Brenta poco a poco abbiamo 2 medaglie d'oro, una di Ferrazzi e una di Molmenti, e il bronzo di Ferrazzi a Sydney. Abbiamo molti atleti della canoa che hanno partecipato ai mondiali come sottoscritto e anche alle Olimpiadi di Sydney e di Atlanta. È una palestra importante ed è anche un messaggio che diamo all'Italia, cioè ci siamo anche noi. Facciamo dei percorsi sul massiccio del Grappa, normalmente si fanno dei giri lungo il massiccio del Grappa, dipende dal gruppo in cui si allunga, si accorcia a seconda, ci si ferma a fare delle degustazioni in agriturismo, di solito si fa la soppressa, la pancetta, i formaggi tipici del Grappa che sono il Morlacco e il Bastardo. La gente deve venire qui da noi perché ha diverse cose da vedere contemporaneamente. Oggi veramente sarebbe un delitto non aiutare anche gli imprenditori che si stanno dedicando a questa attività, a potenziare il turismo, a potenziare il cicloturismo, perché credo che sia una delle cose fondamentali per il nostro futuro. Io quando vado in bicicletta, ad esempio, cerco di costeggiare il Brenta, di arrivare fino a Cornale, noi chiamiamo, qualche volta fare le scale di Primolano, perché è bello anche qualche volta mollare la bici e fare anche qualche giro a piedi. Noi abbiamo qui l'oasi della Cavagemma, abbiamo i sentieri che portano su verso Marostica, verso Rubbio, e li stiamo ristrutturando. C'è una intensa attività anche di pressione nei confronti dei finanziamenti regionali ed europei, perché vi sono alcune parti qui della nostra zona che hanno subito dei cedimenti, delle frane. Abbiamo pensato di unire le 3 province di Belluno, Treviso e Vicenza con i fagioli di Lamon, la farina di Marano e il Morlacco del Grappa, mettendoli assieme su un prodotto che è un gnocco un po' consistente, un po' sostanzioso. Oltre a questo abbiamo messo anche in atto la nostra Svizzera chilometro zero, che ultimamente chiamano hamburger. Noi invece siamo un po' più tradizionalisti, andiamo su questo piatto che si chiama la Svizzera, che è fatta ai ferri e consumata, e anche questa è un ottimo piatto per l'atleta. La Grappa nasce in questo anfiteatro naturale costituito dalla pedemontana vicentina, dai colli iberici e dai colli euganei. In questa area per secoli si è coltivata la vite e si narra che proprio all'ombra delle ville palladiane si siano installati i primi alambicchi per poter quindi distillare la grappa.
Non a caso, non è certo assolutamente un caso, che il 40% della produzione in Italia provenga da questa zona. E la famiglia Poli nel 1993 ha aperto un museo a Bassano, proprio di fronte al ponte, per dare lustro e merito agli sforzi e alle fatiche di tutti quei grappaioli che nel corso degli anni hanno voluto sviluppare questo rinomato distillato che è la grappa. I formaggi sarebbero i DOP, i doping per i ciclisti, quelli buoni. Cioè, se i ciclisti prendessero i formaggi non avrebbero bisogno di tanti integratori, basterebbero i formaggi per la quantità di calcio che apportano e tutta l'energia che danno per riuscire ad avere veramente delle prestazioni eccezionali. I prodotti tipici della Pedemontana Vicentina alla quale ci troviamo sono l'asiago nelle due varietà, l'asiago pressato e l'asiago allevo. Pressato tutti lo conoscete, quello fresco, l'allevo è quello che ha almeno un anno di stagionatura. I formaggi tipici del Grappa, fra cui il Morlacco Presidio Slow Food e il Bastardo, proprio due formaggi di questa zona, proprio siamo sul massiccio del Grappa e chi di più rappresenta il Grappa di questi due formaggi. E nella Pedemontana viene prodotto anche il Grana Padano, che viene prodotto un po' in tutto il Veneto, per cui il Grana Padano è il prodotto principe non solamente della Pedemontana ma anche del Veneto. Il Bike Hotel è un hotel attrezzato con dei servizi essenziali per i ciclisti, quali il box per il ricovero delle bici, un'area attrezzata per il lavaggio, un piccolo banco degli attrezzi per le prime riparazioni, insomma una serie di servizi legati al mondo delle due ruote. L'idea è stata quando abbiamo saputo che sulla Valsugana transitavano circa 100.000 biciclette l'anno. È stata secondo noi un'occasione di business importante, tanto che in pochi anni da 100.000 presenze di qualche anno fa siamo arrivati a oltre 200.000 di quest'anno. Ho esortato anche più volte i miei colleghi a fare altrettanto, affinché Bassano e comunque le zone nostre possano diventare un polo importante per il mondo delle due ruote, che è in continua espansione in tutta Europa. Si vedono cose in bici che in macchina sicuramente non le puoi notare, non le puoi vedere. Si vedono tante cose in un modo diverso e ci mantiene in forma. E c'è anche l'occasione per stare con i bambini, perché si possono portare i bambini e si fa bei percorsi, che qua ce ne sono tantissimi che vanno per loro e per noi. Con i bambini c'è anche la possibilità di costruire dei parchi, dei percorsi artificiali, magari con delle pedane, con delle fettuccine, perché loro si divertono forse di più sotto forma di gioco, non tanto lunghi tratti, ma fargli fare dei giochi su questi percorsi. Il cicloturista vuole immergersi proprio a 360 gradi nel nostro territorio, ecco perché la sera quando rientrano da queste gite amano molto spesso provare i prodotti della nostra terra, della nostra cucina. Terminata una bella pedalata, diciamo, quando si rientra in sede si mangia volentieri tutte le robe tipiche locali, dai biuli con l'anatra, il sugo d'anatra, agli asparagi e panini con formaggi tipici tipo Morlacco, Bastardo o altre cose in genere. Beh, noi quando pedaliamo proprio in questo territorio ci fermiamo nei locali tipici del posto, dove ci forniscono dei panini con il prosciutto, con il formaggio e il nostro buon olio d'oliva. Essendo un giro cicloturistico ci fermiamo e ne approfittiamo per ricaricare le batterie. Allora prendiamo la pasta e la mettiamo nell'acqua bollente salata
per la cottura di 6 minuti. Prendiamo i pomodorini, li tagliamo a pezzettini, basta un filo d'olio d'oliva extravergine, mettiamo sul fuoco, facciamo soffriggere qualche minuto. A questo punto, quando la pasta è ben cotta, finiamo la cottura della pasta con un po' di acqua di cottura. Abbiamo la fase di impiattamento, una bella grattugiata di grana padano, sì, una spruzzata di olio d'oliva extravergine. La dieta base potrebbe essere semplicemente ricca di vitamine, sali minerali e carboidrati. Insomma, che avevo capito che da che si parte che te vaghi in ogni canton, che c'è qualcosa di buon e di bello, perché questo è il Veneto. Tra terra e cielo.